Buonasera a tutti, nuova puntata dell'evento in linea con benessere e abbiamo il piacere di riospitare il dottor Daniele Scarcella, farmacista e biologo abilitato, consulente nutrizionale, che tanto successo e tanto rumore ha fatto l'altra volta con alcune sue considerazioni sulle diete. Pregherei tutti quanti di chiudere il microfono per evitare interferenze, di fare le domande o di provare le domande già nella barra sotto dove c'è la scritta chat e auguro a tutti una buona serata. Grazie. Prego, dottore. Allora, buonasera a tutti. Eccoci qua ad affrontare un argomento, diciamo, poco conosciuto, poco popolare, però che sta emergendo negli ultimi anni come una cosa molto, molto, molto importante dal punto di vista della nostra salute e soprattutto del mantenimento della nostra salute in affiancamento ad altre metodologie, quindi non solo alimentazione, non solo nutrizione, non solo attività fisica e tante altre cose, rilassamento, eccetera, eccetera, ma anche diciamo come affrontare, come riallinearsi dal punto di vista evolutivo per stare non solo bene, ma anche meglio, cioè proprio per migliorare la nostra salute. E questo argomento è spesso collegato anche con la medicina anti-aging, quindi con l'invecchiamento e con un invecchiamento di qualità. È indubbio che ai tempi nostri ci sia una discordanza, una dissonanza dal punto di vista evolutivo. E adesso lo vedremo poi con l'andare poi della presentazione, però è chiaro che alcune nostre attitudini ai tempi nostri non sono più in accordo con quello che noi dovremmo essere. Ci siamo evoluti più lentamente dal punto di vista fisico-genetico rispetto all'evoluzione culturale, quindi la scienza, l'industria e l'evoluzione dal punto di vista intellettivo e culturale sono andati ad una velocità eccessiva rispetto al nostro adattamento. Questo ha creato varie problematiche e cerchiamo adesso sommariamente, chiaramente non è un simposio scientifico dove trattiamo gli argomenti così approfonditamente, però cerchiamo intanto di conoscere di cosa stiamo parlando, di conoscere questo tipo di argomento che non esce sempre dall'ambito delle conferenze scientifiche, cioè non è sempre divulgato in modo consono, secondo me. Quindi intanto chiedo scusa se c'è qualche biologo evoluzionista o qualche persona che si occupa di medicina anti-aging dal punto di vista scientifico, perché sarò molto, molto, diciamo, divulgativo, data anche la complessità dell'argomento, quindi a me interessa solo far capire che esiste questo tipo di argomento e a far capire alle persone qualcosa, diciamo, della medicina anti-aging, della discordanza evolutiva e di tante cose importanti per il nostro invecchiamento in salute, importanti per la salute per la nostra salute, ma di cui si parla poco. E quindi, diciamo, partiamo prima con tre cose che lasciano un po', come dire, tre parole che lasciano, no, per tornare indietro, così, che si sono veramente forse sentite poco. E cerchiamo di capire perché poi, anche con l'andare di questa presentazione, vedremo che ritorneranno un pochino, le nomineremo ancora, e sono l'autofagia, i mitocondri e i telomeri.
sono 3 componenti, ce ne sono anche altre, però diciamo queste sono particolarmente monitorate e studiate anche dal punto di vista scientifico, che intervengono chiaramente e in modo molto importante sul mantenimento della nostra salute e sul nostro invecchiamento. Allora, le vediamo rapidamente, cercando un po' di capire di cosa si tratta. Allora, prima cosa, l'autofagia. L'autofagia è un meccanismo del nostro organismo per fare pulizia. Diciamo che una cellula quando muore non scompare fisicamente, cioè i suoi componenti rimangono poi all'interno dell'organismo tra le varie cellule e nella matrice intracellulare. Tutte queste componenti naturalmente vanno gestite, perché ovviamente non si possono lasciare libere, e vengono naturalmente ricattate da altre cellule e spezzettate, e i pezzettini, che possono essere aminoacidi, acidi grassi e altre cose, riutilizzate poi all'interno del nostro organismo. Questo meccanismo di pulizia, questo spazzino che si chiama autofagia, è importantissimo che funzioni bene, perché altrimenti tutta questa spazzatura, tra virgolette, rimane poi all'interno della matrice e crea dei problemi. Quindi è un meccanismo di cui non si parla molto, che può essere facilitato anche dai nostri comportamenti quotidiani. Ci sono per esempio, ad esempio il digiuno intermittente, sembra che aumenti questi meccanismi di autofagia, cioè il riposo, diciamo, intestinale di alcune ore porta il nostro organismo poi a recuperare tutti questi pezzi, ovviamente, perché non avendo alimentazione al momento, il corpo deve recuperare tutto quello che ha, e quindi aumenta questa autofagia e il recupero di tutti questi pezzi di, tra virgolette, spazzatura, per reintegrarli poi nelle nuove cellule. Quindi, come far funzionare bene questo meccanismo poi lo vedremo con tutte, diciamo, quando affronteremo il discorso della discordanza evolutiva, per stare meglio, quali sono anche alcune cose da fare per migliorare l'autofagia. I mitocondri, anche questi sono degli organelli cellulari, dei quali si parla molto sempre in ambito scientifico, ma poco in ambito divulgativo. Sono diciamo, degli organelli molto singolari, perché in realtà avrebbero anche vita propria, hanno un proprio DNA, si replicano autonomamente, e quindi si parla proprio di come se avessimo inglobato, si pensa che provengano dalla simbiosi della nostra cellula con dei veri e propri batteri. Erano principalmente all'inizio dei batteri che si sono messi in simbiosi con la cellula. In che modo? La cellula, diciamo, dà una protezione a questi mitocondri, e i mitocondri in cambio producono l'energia, l'ATP, cioè l'energia che ci serve per tutto quello che facciamo, per il movimento e per la produzione di reazioni biochimiche che necessitano di energia. E allora, un piccolo particolare, allora, i mitocondri sono dotati di DNA proprio, hanno dei geni proprio, e questa parte genetica proviene solo dalla madre. Quindi le madri trasferiscono i propri mitocondri ai figli. Questo è una cosa di cui bisognerebbe tenere molto, molto, molto conto. Attenzione a chi programma gravidanze, o comunque in generale alla parte femminile del nostro pubblico, e attenzione a cercare di mantenere, vale per tutti
il consiglio, però cercare di mantenere veramente uno stile di vita sano, perché questi mitocondri purtroppo sono anche abbastanza sensibili a tanti stress, lo stress ossidativi, al fumo di sigaretta, all'inquinamento, e diciamo sono, diciamo, particolari bersagli di questi interferenti. E purtroppo il discorso sta nel fatto che esistono delle vere e proprie malattie mitocondriali, che sono quelle legate poi alla produzione di energia e anche alla degradazione cellulare, perché quando il mitocondrio soffre o muore, se la sua membrana si rompe, fa uscire delle sostanze che erano all'interno poi della sua membrana, che innescano i meccanismi di morte cellulare. Quindi la sofferenza del mitocondrio si ripercuote poi nella sofferenza del tessuto in cui è presente. E quindi parliamo anche di malattie, per esempio, che riguardano i muscoli. Se c'è sofferenza mitocondriale, c'è sofferenza muscolare, ma non solo. Adesso l'argomento è molto complesso, però diciamo che il benessere del mitocondrio e un'alimentazione e integrazione anche tesa al benessere mitocondriale è una branca della nuova medicina, delle nuove medicine che si affacceranno poi in questo millennio, per cui ecco, teniamo conto che questi produttori, questa centrale energetica del nostro corpo va preservata assolutamente. E vedremo poi anche con l'andare della presentazione anche come. La terza parola di cui avevamo detto e che ci faceva un po' terrore sono i telomeri. I telomeri non sono altro che le parti terminali di alcuni cromosomi. E detto in parole molto semplici, proprio semplificando, questi telomeri ci dicono, è una parte dei nostri geni, ci dice proprio quanto si vive dal punto di vista genetico. Questi telomeri si accorciano, cioè perdono di lunghezza, ad ogni replicazione cellulare. Quindi alla fine abbiamo, diciamo, un numero X di replicazioni cellulari prima che questi telomeri scompaiano, cioè si accorcino talmente tanto che poi non funzionano più e quindi finisca la replicazione cellulare e, diciamo, si muore, nel senso che poi se non c'è più replicazione cellulare finisce la vita. Però è anche possibile rallentare questo processo, non fermarlo ovviamente perché non possiamo vivere in eterno, però sicuramente preservare questi telomeri anche diciamo rallentando l'azione di molti enzimi che vanno ad accorciare poi queste parti terminali dei nostri geni. Ecco, autofagia, mitocondri, telomeri sono degli argomenti che spesso, quasi mai, vengono, diciamo, divulgati, però ecco, queste sono le cose veramente importanti quando si parla di aging, quando si parla di anti-aging, quando si parla di invecchiamento e quando si parla di discordanza evolutiva e di come agire su questa discordanza evolutiva, perché spesso la discordanza ci porta ad avere degli atteggiamenti o subire poi degli interferenti ambientali o di altro tipo che vanno a aumentare, a diminuire l'autofagia, a creare malattie mitocondriali, a accelerare poi la degradazione, cioè, o a non rallentare comunque la degradazione dei telomeri e quindi chiaramente non stiamo agendo nella direzione di un invecchiamento salutare, di un rallentamento del nostro invecchiamento, chiaramente non si può arrestare, però ad un miglioramento della nostra salute, soprattutto con l'avanzare dell'età. E quindi partiamo con cosa fare per migliorare la nostra
la nostra salute e il nostro stile di vita dal punto di vista proprio di diminuire la discordanza, la dissonanza con la nostra evoluzione. Un primo argomento è, per esempio, qual è l'alimentazione per la nostra specie? Argomento naturalmente iper dibattuto, super dibattuto. I vegetariani naturalmente dicono che siamo fondamentalmente folivori frugivori, cioè dobbiamo mangiare più foglie e frutta piuttosto che proteine animali. I carnivori dicono che naturalmente siamo scesi dagli alberi grazie alla carne e alle proteine animali che ci hanno dato poi la possibilità di avere una densità dal punto di vista calorico che mangiare solo tuberi o foglie non ci poteva dare. E quindi chi ha ragione poi alla fine? In realtà vedremo poi andando avanti che l'uomo è un essere, un organismo molto molto adattativo, cioè abbiamo sviluppato poi per selezione naturale una enorme capacità di adattamento da questo punto di vista, soprattutto non tanto dal punto di vista fisico, ma dal punto di vista di intelletto. Cioè ci siamo adattati grazie anche al nostro cervello, perché in realtà, come dice un famoso biologo evolutivo, noi siamo delle scimmie flaccide e cicciotte. Oltre ad essere l'unica scimmia nuda, cioè non abbiamo peli, quindi da questo punto di vista insomma, non siamo proprio un organismo così resistente dal punto di vista fisico, però abbiamo il nostro cervello che ci permette di sopperire alle nostre mancanze fisiche interagendo con l'ambiente. Però in realtà, a cappello del discorso, dobbiamo dire che noi siamo iperalimentati, soprattutto nell'era moderna, ma malnutriti, cioè abbiamo un'iperalimentazione povera di nutrienti. Cioè, rispetto a quello che noi introduciamo, sia dal punto di vista quantitativo che dal punto di vista calorico, dovremmo essere super alimentati ma non malnutriti, e in realtà invece esiste una incalzante, una crescente malnutrizione dal punto di vista proprio di micronutrienti, di macronutrienti, ma soprattutto di micronutrienti. In più, la nostra alimentazione, sì, è una scienza, cioè la scienza della nutrizione esiste, sì, però studi scientifici sulla nutrizione sono estremamente complicati, estremamente complessi, soprattutto dal punto di vista etico. Cioè, posso io scegliere delle persone e iperalimentarle di grassi per vedere se viene l'aterosclerosi o se viene... È chiaro che non si può fare, e quindi si ricorre sempre a studi di associazione, studi come per esempio il famoso China Study, ormai insomma, screditato da quasi tutti, proprio per essere uno studio di associazione ma mal assemblato, perché chiaramente si voleva arrivare ad una conclusione e si sono associati degli studi per giungere a quella conclusione. Questo è un trucchetto che spesso, molto spesso, molti fanno, cavalcando il fatto che appunto in nutrizione studi scientifici non sono così semplici e le associazioni a volte sono deboli quando noi presentiamo studi di questo tipo. Quindi stiamo sempre attenti a capire se le associazioni sono forti, cioè se veramente c'è un rapporto causa-effetto quando parliamo di nutrizione. E non mi dilungo sul fatto che poi siamo principalmente onnivori, ma perché? Perché abbiamo delle caratteristiche che sono intermedie fra tante specie animali. Ad esempio la lunghezza del nostro intestino non è così lunga come gli erbivori, che riescono a digerire anche la cellulosa,
non è così corta come, come tutti i carnivori che devono digerire solo proteine, quindi hanno un intestino più corto perché non devono, cioè una volta scomposte le proteine, assorbono e punto fine, non hanno bisogno di trarre energia dai vegetali, che è una cosa molto più complicata. La nostra dentatura, la nostra corporatura, tante cose, diciamo, dal punto di vista evoluzionistico, ci portano a pensare che siamo degli esseri intermedi tra i carnivori e i folivori frugivori. Prova ne è il fatto che abbiamo la possibilità di digerire tutto, cioè digeriamo sia la carne, sia le proteine animali, digeriamo una parte anche cioè riusciamo a assorbire dai vegetali, soprattutto la parte amidacea. Però, ad esempio, la parte fibrosa non la assorbiamo, però la utilizziamo in un certo modo, sia per la motilità intestinale che per diciamo, l'evoluzione del nostro microbiota intestinale, che è quello di cui parlavamo anche prima con Giuseppe, cioè la fermentazione poi di queste fibre porta ad un benessere poi del nostro intestino, assieme anche ad un arricchimento della flora batterica attraverso cibi fermentati e altre cose. Però bisogna anche tener conto, e questo è innegabile, del fatto che l'energia, noi abbiamo una scatola cranica molto grande rispetto al nostro intestino. Se voi andate a vedere, le specie animali generalmente hanno un intestino più voluminoso rispetto al cervello. E questo dal punto di vista energetico è svantaggioso per noi perché perché il cervello richiede molta energia. E da questo punto di vista il fatto di cibarsi di proteine animali o di cibi molto densi dal punto di vista nutrizionale ci ha portato a mantenere questa possibilità, cioè il fatto di poterlo far funzionare dal punto di vista energetico questo cervello. E quindi anche qui indubbiamente tenete conto che questi cibi ci danno la possibilità di assorbire di più in modo efficiente tutta l'energia che ci può servire dal punto di vista dell'utilizzo, che è notevole, soprattutto dal punto di vista cervello e intestino, occupano più di 2/3 dell'energia, di tutta l'energia che ci serve durante la giornata, quindi teniamo conto che è una grossa quantità. Se noi dovessimo ancora nutrirci di bacche o tuberi, dovremmo lavorare parecchio per procurarci il cibo tutta la giornata per mantenere questo livello energetico. E questo è stato poi il motivo per cui il passaggio di un'alimentazione a proteine animali ha avvantaggiato queste specie che riuscivano a trarre più energia da meno cibo. E questo faceva avanzare un sacco di tempo alle scimmie che hanno cominciato ad alimentarsi in questo modo e come l'hanno sfruttato, accrescendo le proprie conoscenze dal punto di vista intellettivo. E questo poi ci ha differenziato. Ecco, quindi diciamo, l'alimentazione per la nostra specie, sì, sicuramente, diciamo, in conclusione, densa dal punto di vista nutrizionale, quindi non povera di alimenti e micronutrienti. Una seconda cosa che ci può salvare e preservare diciamo, dalla dissonanza evolutiva è sicuramente capire che tipo di attività fisica fare. Quindi ci dicono camminare, ci dicono correre, ci dicono sollevare pesi. In realtà è un misto di tutto questo. Homo sapiens è nato per camminare, ha delle caratteristiche evolutive che permettono, per esempio, la curvatura dell'arco del piede, la colonna vertebrale, diciamo, la curvatura della colonna vertebrale ci permette di stare in piedi, di risparmiare energie e di camminare molto. Quindi sicuramente camminare o correre fa parte del nostro DNA.
Però anche sollevare pesi ci permette di avere una muscolatura intensa, che soprattutto in questa epoca dove esiste un'iperalimentazione ed un eccesso di calorico, ci permette quantomeno di mantenere un equilibrio dal punto di vista, un bilancio dal punto di vista energetico. In più è evidente che l'attività fisica viene definita come polifarmaco, agisce su molti organi, migliorandone la funzione. È proprio considerata un farmaco polivalente sotto questo aspetto. E inoltre il muscolo è un vero e proprio organo endocrino, cioè se cerne per esempio un ormone che non molti conoscono, si chiama irisina, che favorisce la conversione del grasso bianco in grasso bruno, che è quello che dal punto di vista termogenico è più efficiente, quindi ci permette di bruciare di più, di bruciare più calorie. E inoltre l'insulina agisce anche sulla parte muscolare, facilitando l'ingresso del glucosio all'interno del muscolo, quindi di mantenere per esempio la glicemia stabile, di favorire l'utilizzo degli zuccheri in eccesso a scopo energetico, di stoccarlo all'interno del muscolo, quindi di mantenere anche il nostro equilibrio glicemico in modo più efficiente, in modo migliore. E ecco, teniamo conto, parto parentesi, che di questa attività fisica, che sia costante, che sia completa, che sia duratura e che sia completa in tutte le sue componenti, il 40% degli italiani se ne frega. Cioè, il 40% degli italiani, dalle ultime statistiche, è totalmente sedentario, cioè non fa nessun tipo di attività fisica. E non crediamo che l'altro 60% che fa attività fisica faccia attività fisica efficiente, dal punto di vista costante o completa o duratura. Quindi diciamo c'è molta strada da fare dal punto di vista dell'educazione da questo punto di vista, perché non si è ancora capito che una buona parte della nostra salute passa anche dall'attività fisica. Ne avevamo parlato poi la volta scorsa, non pensate mai che sia troppo tardi e non è mai troppo tardi per cominciare. Il muscolo risponde sempre ad ogni età, quindi cominciare a fare attività fisica si può fare tranquillamente, fatela, iniziate, quella è adatta a voi, quella che vi piace di più. Sappiamo che anche camminare va bene, quindi basta non stare fermi, perché non siamo proprio geneticamente predisposti per stare fermi. È una delle discordanze evolutive, uno dei punti di discordanza evolutiva. Poi, dicevamo prima che siamo delle scimmie adattative. E sì, perché, e questo si ricollega anche poi al discorso alimentazione, sia che noi viviamo al tropico, che viviamo al circolo polare, che viviamo in una città, in una metropoli, che non abbiamo più contatto con la natura, viviamo, sopravviviamo, questo sì, può causarci malattie, ci può causare, diciamo, problemi di altro tipo, ma in realtà non rischiamo l'estinzione, ok? Questo è una caratteristica nostra dal punto di vista adattativo. E anche dal punto di vista nutrizionale ci siamo molto adattati. Per esempio, gli Inuit mangiano foche, mangiano orsi, ma certo pomodori o insalata non ne mangiano. Quindi qual è la nutrizione migliore, qual è l'alimentazione migliore? Cioè, questi mangiando foche e orsi dovrebbero avere trigliceridi alle stelle, dovrebbero avere colesterolo alle stelle, dovrebbero morire tutti di tumore al colon, perché sono solo proteine animali, sono solo grassi, sono tanti grassi saturi anche, invece sono perfettamente in salute, quindi evidentemente c'è stato un adattamento. La stessa cosa
per diciamo, popolazioni che vivono di vegetali o vivono di latte, di allevamento. Anche loro non hanno particolari problemi. Perché? Perché appunto esiste un grado di adattamento che ha permesso a queste popolazioni nei secoli, cioè millenni naturalmente, vivendo sempre nella stessa zona, di adattarsi, soprattutto dal punto di vista del microbiota intestinale. Si è visto che il microbiota di un bambino che vive in città e di un bambino che vive nella savana e di un bambino Inuit sono completamente diversi. Cioè si sono adattati a elaborare i cibi della zona, le zone in cui vivono, nel migliore dei modi, per estrarre nel modo migliore i nutrienti, per estrarre nel modo migliore l'energia che può servire con quel tipo di alimentazione. Ecco, ricordiamoci che l'evoluzione non è né buona né cattiva. L'evoluzione crea dei cambiamenti. Chi si adatta sopravvive, chi si adatta si evolve, chi non si adatta non è adatto per quel tipo di ambiente, per quel tipo di cambiamento. Su questo dobbiamo farcene una ragione, cioè chi tratta di biologia evolutiva, di psicologia evolutiva, deve capire, cioè ci fa capire che non possiamo salvare tutte le specie animali della Terra. Cioè il panda era carnivoro, però adesso nelle foreste di bambù di carne non ce n'è più. Quindi sta scomparendo, ma sta scomparendo perché non c'è più il suo ambiente. Noi ci sforziamo di salvare tutte le specie animali, ma in realtà le specie animali sono sempre comparse e scomparse nei secoli dei secoli. Non abbiamo tutte le specie animali che sono sempre vissute sulla Terra, tutte presenti in questa epoca. Questo è logico. Perché? Perché il clima è cambiato, perché l'ambiente ha selezionato poi dei cambiamenti evolutivi, alcune specie si sono adattate, alcune specie non si sono adattate. Qui non c'è nulla di buono o di cattivo. La natura non è né buona né cattiva, la natura va avanti per la sua strada, mette dei cambiamenti e chi si adatta si evolve. Però la capacità di adattamento si può allenare, questo sì. Dobbiamo allenarci l'adattamento. Come? Sicuramente non subendo passivamente quello che l'ambiente ci propone. Per cui dobbiamo, per esempio, facendo un esempio classico, nell'attività fisica cercare di fare un po' di più, cioè di uscire dalla nostra zona di comfort. Se noi ci sforziamo di stimolare, dare uno stimolo anche, diciamo, spiacevole al nostro corpo, come può essere uno sforzo maggiore, come può essere per esempio una doccia fredda, come può essere qualsiasi stimolo che possa non essere piacevole, però dà un segnale al nostro corpo di aumentare un pochino l'adattamento, cioè di capire che possono esserci anche questi stimoli spiacevoli e di affrontarli la volta successiva in modo più preparato. Quindi ecco, la capacità di adattamento si può allenare anche da questo punto di vista. Una quarta componente che sicuramente ci allontana dalla nostra evoluzione è lo stress. Purtroppo questa è proprio una componente molto molto importante e inferente nella nostra vita. E soprattutto perché da questo punto di vista noi siamo ancora programmati per il fight or fly, cioè combatti o fuggi. E lo stress è stato nella nostra evoluzione implementato in questo modo, cioè se c'è uno stimolo stressogeno si attivano tutti i nostri meccanismi di allarme, soprattutto la produzione di cortisolo, che è un ormone, l'ormone dello stress fondamentalmente, che però è positivo se lo stress è in acuto,
ma diventa negativo se lo stress è in cronico. Perché? Perché noi non siamo più abituati a far uscire da noi questo stress. Cioè, se c'era bisogno di combattere, noi combattevamo e finiva lì. Cioè, o si moriva o si sopravviveva, però avevamo eliminato la fonte di stress e quindi si ritornava diciamo, alla curva ormonale, a una sincronizzazione ormonale nativa. Adesso invece noi accumuliamo questo stress che diventa cronico, cioè litighiamo con il nostro capo ufficio, ci incazziamo, voliamo se siamo nel traffico perché quello davanti non parte e quindi è un continuo accumulare di questi stimoli stressogeni che poi vanno a cronicizzare la nostra situazione di stress e vanno soprattutto ad appiattire queste curve di cortisolo, cioè sono sempre alte, però non riusciamo mai ad abbassarle. Quindi in realtà questo stress poi ci provoca il logorio, soprattutto della massa muscolare, ma tante altre problematiche che adesso non è la sede per approfondirle, però comunque lo stress va gestito soprattutto e va gestito e va controllato. Ci sono decine di modi per controllarlo. Bisogna ritornare a contatto con la natura, bisogna meditare, bisogna rilassarsi, bisogna prendersi tempo per se stessi, bisogna avere dei momenti di tranquillità, rallentare, sfuggire un po' dai ritmi eccessivi, bisogna un po' farsi anche scivolare delle cose addosso, bisogna dormire bene, bisogna riposare e bisogna fare attività fisica, che è uno stimolo stressogeno, ma poi ci fa in realtà scendere il nostro stato di stress. E anche questo fa parte poi di un miglioramento del nostro stile di vita a 360 gradi. E non è facile, però chi vuole veramente prendersi cura di se stesso e aumentare, poi migliorare il proprio stile di vita, deve prendere in considerazione anche questo. So che per molti, l'ho sentito dire decine di volte, però sì, facile a dirsi, però bisogna anche trovare il modo di farlo. Pena il fatto di pagare poi questo stress inespresso. Non lo facciamo mai uscire. E diciamo, un quinto punto, sempre per far capire come la nostra evoluzione si sia un po' sfasata, è il fatto che il cibo moderno si è estremamente impoverito rispetto a quello che era un cibo originario, non tanto del nostro secolo, ma proprio anche, parliamo proprio di secoli fa, millenni fa, dove in realtà la forma del cibo era assolutamente diversa da quella che abbiamo adesso. Adesso la frutta è fatta per essere bella, per essere gonfia, per avere una certa dimensione. In realtà chissà chi ha visto poi mele native, mele originarie o pere, cioè, sa che sono dei frutti piccoli, un po' deformi, un po' molto acidi, molto, sì, non certo appetitosi, ecco, da quel punto di vista. Quindi questo ci fa capire come l'industria dell'agricoltura si sia evoluta poi nel far arrivare sulle nostre tavole delle cose più belle che in realtà nutrienti. Quindi questo cosa porta? Al fatto che ci sia un impoverimento dal punto di vista di micronutrienti, quindi vitamine, minerali, dal punto di vista proteico mangiamo anche meno, cioè si sta impoverendo poi la nutrizione in favore di cibi industriali poveri anche di proteine, più ricchi di carboidrati, quindi c'è anche uno scompenso da questo punto di vista. E antiossidanti ne parliamo, cibi ultra conservati perdono qualsiasi tipo di... Pensate che la conservazione è solo il fatto di conservare un frutto in frigo, in un frigorifero per un trasporto di 3 giorni,
abbatte la quantità di vitamina C del 60-70%. Quindi cioè, immaginiamo solo anche uno, come qualcuno possa mangiare delle arance pensando che siano ricche di vitamina C, quando queste arance magari sono state surgelate settimane prima. Quindi anche da questo punto di vista, ecco, una buona integrazione, una integrazione mirata, soprattutto cercando di capire anche quali sono le microcarenze, è sicuramente importantissima, ormai quasi imprescindibile. C'è chi ancora come retaggio rifiuta un'integrazione dovrebbe ripensare un po' il suo punto di vista, perché in realtà queste microcarenze ci sono. E attenzione, parliamo di microcarenze subcroniche, quindi di uno stato carenziale subcronico non evidente, cioè nessuno si ammalerà di scorbuto perché manca la vitamina C. Lo scorbuto non c'è più nei nostri, ai nostri tempi. Lo scorbuto è la malattia di chi ha carenza di vitamina C, era la malattia dei navigatori, dei marinai, all'epoca in cui ci si navigava per settimane, perché non c'era cibo fresco, la vitamina C si degrada molto rapidamente, questi non introitavano più vitamina C per settimane e si ammalavano di scorbuto. E non siamo a questi livelli, perché comunque i nostri livelli vitaminici e proteici rimangono sempre in un limite che però sta nel terzo inferiore. Quindi dobbiamo un po' pensarci che in realtà noi avremo bisogno di un livello un po' più alto, cioè cercando anche di stare un po' nella parte alta. Se facciamo ad esempio delle analisi, un dosaggio della vitamina D, per prendere un esempio, perché siamo carenti un po' tutti di vitamina D, se il limite inferiore è 20 microgrammi decilitro, dobbiamo pensare che se abbiamo 21 siamo carenti, cioè siamo dentro i range, ma in realtà non possiamo pensare di stare meglio, di stare bene o di stare meglio con un limite che va leggermente sopra il limite minimo. Quindi è sempre pensabile che sia necessario integrare queste vitamine o questi minerali. Non spaventiamoci di prendere degli integratori, finché sono vitamine, che sono sali minerali, che sono proteine, sono compatibili con il nostro corpo. Cioè non andiamo a prendere qualcosa di chimico o qualcosa che ci possa, o un farmaco che possa avere degli effetti collaterali. Se noi scegliamo un buon integratore con i dosaggi corretti, con l'assorbimento corretto e la forma giusta di queste vitamine e questi sali minerali, non c'è assolutamente nulla di, come dire, di chimico o di contronatura a pensare di integrare, insomma, se non riusciamo a raggiungere certi livelli solo con l'alimentazione. E tenete conto che poi dello stress di cui parlavamo prima, molti minerali e molte vitamine in uno stato cronico di stress vengono utilizzati in modo molto più rapido. Esempio il magnesio. Perché si consiglia un'integrazione di magnesio alle persone che hanno un ritmo di vita eccessivo, che sono stressate? Proprio perché le utilizzano una grossa quantità. Quindi un'integrazione favorisce il fatto di quantomeno tenere un po' sotto controllo questo stato di stress, o quantomeno di non andare ad avere carenze dal punto di vista di questo minerale. Quindi tenete presente che può essere sempre utile pensare ad un'integrazione, non solo utile ma sempre più indispensabile. E cosa è aumentato anche con la rapidità della nostra evoluzione, e quindi con cosa ha aumentato poi la discordanza evolutiva? Anche questi famosi xenobiotici, sostanze interferenti, che ormai ci circondano, sono presenti ovunque. Quindi parliamo di interferenti ormonali, per esempio, certe plastiche, per esempio le bottiglie di plastica,
dell'acqua o delle bibite contengono queste sostanze che sono simili ad alcuni ormoni del nostro organismo. In certe condizioni, se conservate per esempio a temperatura non controllate, queste componenti si solubilizzano poi all'interno della bevanda. Se noi beviamo acqua da queste bottiglie, andiamo a prendere anche questi interferenti ormonali, e che poi scompensano, perché sono anche simili a certi estrogeni, per cui possono dare un eccesso estrogenico, per esempio nei maschi, quindi un calo di testosterone. Stiamo parlando naturalmente di un utilizzo abituale poi di cose che conservate con queste plastiche. Per esempio anche plastiche della conservazione, quindi buste di plastica, quindi insalata in busta, oppure contenitori con cellophane, con plastiche. Quindi cerchiamo magari di, ecco, una buona cosa sarebbe prendere tutto sconfezionato, cioè la verdura per esempio prenderla senza confezione, l'acqua, beviamo l'acqua del rubinetto, oppure in bottiglie di vetro, ecco, al limite. Stiamo attenti a tutte queste plastiche, questi contenitori, envelope vari, eccessivi, poi presenti quasi per niente nella nostra alimentazione, perché si potrebbe anche farne a meno, insomma, prendendo l'alimento non confezionato. E radiazioni elettromagnetiche, telefonini, 5G, per dire, e luce blu, schermi, televisioni, tutte cose che fino a, per i telefonini fino a 20 anni fa, per le televisioni fino a 50 anni fa, quindi non c'erano. Sono cose che si sono evolute più velocemente, come dicevamo prima, di quanto la nostra biologia abbia fatto in tempo ad evolversi. E sappiamo poi fino in fondo quanto possono interferire veramente con la nostra biologia. A volte non lo sappiamo. Tecnologie nuove, 4G, 5G, è troppo poco tempo che ci sono per avere poi una prova di tutto questo. E gli stessi interferenti ambientali, smog, eccetera, polveri sottili, eccetera, eccetera. Non dimentichiamoci anche i farmaci. I farmaci sono dei grossi interferenti, soprattutto a livello intestinale. Producono anche delle sostanze, dopo essere stati metabolizzati, che possono interferire anche con lo stato ossidativo del nostro organismo. Quindi cerchiamo di prevenire, come cercando di non arrivare a prendere farmaci. Vabbè, adesso il discorso si allarga, però alla fine ritorniamo su questo discorso. E non ultimo, anche un'altra cosa a proposito di farmaci o sostanze di tipo chimico, il glifosato. Il glifosato, che è un disorbante usato molto nell'agricoltura, bandito da molti stati, non in Italia, quindi diciamo la scelta biologica o la scelta magari di coltivazioni che ci possono minimamente garantire che non stanno usando glifosato è comunque una buona scelta, ecco, piuttosto dell'agricoltura industriale di grani super coltivati o di coltivazioni intensive, altre cose che invece non ci danno nessuna garanzia, perché comunque la produzione, soprattutto di farine, di grano, altre cose, devono essere intensive, enormi, gigantesche, hanno un giro di affari miliardario, quindi deve essere una produzione super spinta, e spesso questi disorbanti, questi fertilizzanti vengono usati in grosse quantità. E ultimo punto di questa disquisizione, naturalmente non è completa, però comunque insomma, abbiamo affrontato parecchi punti, il recupero dei bioritmi naturali. Le interferenze dal punto di vista evolutivo sono arrivate in massa per esempio a disturbare il ritmo sonno-veglia. Tenete conto che esistono dei geni che si chiamano geni clock all'interno del nostro organismo, che regolano il ritmo di molti organi. Gli organi non funzionano 24 ore su 24,
cioè alcuni organi si spengono, si depurano, abbassano la loro funzione, il intestino deve avere una pausa, il fegato deve avere una pausa, il cervello deve spegnersi tra virgolette, nel senso deve abbassare il suo utilizzo, soprattutto durante la notte. Per cui questi bioritmi sfasati, quindi stiamo svegli di più, cioè, andiamo fuori alla sera, cioè, non che si dica di non uscire più, però comunque di mantenere il più possibile una regolarità anche in base alla luce naturale, diciamo, la presenza del sole, la presenza della notte. Abbassiamo le luci, usiamo luci più soffuse, cerchiamo di spegnere i telefonini, di non guardare la televisione fino a tardi, ecco. Tante cose che possono favorire poi il recupero di questi bioritmi naturali. Non ceniamo troppo tardi, perché una produzione eccessiva di insulina alla sera blocca poi la funzione del GH e della melatonina durante la notte. Ecco, sì, favoriamo poi questo recupero dei bioritmi naturali e recuperiamo anche il contatto con la natura. Il contatto con la natura significa anche esporsi al sole, per esempio, che è una cosa che noi facciamo sempre meno, siamo sempre più chiusi in ambienti, siamo sempre super vestiti, sembra che il sole che non si possa esporsi al sole perché sennò ti scotti, mettiamo 1000 creme protettive, quando basterebbe un'esposizione intelligente, 20 minuti, mezz'ora nell'ora più calda, sempre, tutti i giorni, diciamo, con più del 50% della nostra pelle esposta al sole, per produrre già più di 10.000 unità di vitamina D, e senza bronzarsi, senza scottarsi, senza nessun problema dal punto di vista dermatologico, però chi è che lo fa? Pochi, e quindi alla fine siamo tutti sfasati dal punto di vista dei bioritmi naturali. Ecco, io avrei concluso da questa mia presentazione. Spero che non sia stata troppo tecnica, troppo pesante. Ho cercato di tenerla in termini più divulgativi possibile, e grazie per l'attenzione. Grazie a lei, dottore. Io volevo chiederle alcune cose. Sì. Ha parlato dell'evoluzione. Sì. Io ho organizzato, sia con Usacli, delle conferenze con antropologi proprio parlando dell'evoluzione e la differenza tra i creazionisti e i darwiniani, ma poi è un argomento che mi stuzzica e mi affascina molto. La teoria più diffusa è quella che diciamo, il processo evolutivo dell'uomo è iniziato 6 milioni di anni fa, e la prima grossa migrazione è stata scendere dalla pianta, dall'albero, e questo ha creato degli sconquassi enormi. Perché? Perché noi prima eravamo abituati ad andare su 4 gambe, ok, 4 zampe, e infatti su 250 primati che ci sono al mondo noi siamo l'unico bipede. Questo ha portato anche che il posizionamento degli organi, chiamiamoli così, nobili, si è spostato. Questo cosa ha comportato nell'alimentazione, e soprattutto da un punto di vista genetico? Come si è evoluto l'uomo in Allora, questa prima parte? faccio una premessa. Io sono un appassionato di evoluzione, non mi permetterei cioè, magari dico delle stupidaggini. Okay. Naturalmente, se mi permetto di parlarne vuol dire che ho letto e che mi sono informato, però chiaramente i miei studi sono altri, ecco, non sono un evoluzionista. E allora, però, diciamo, tutti i libri di evoluzione che ho letto concordano sul fatto, diciamo, quella che è la tendenza più frequente è sul fatto che in realtà noi vediamo l'evoluzione dal punto di vista sbagliato, cioè cerchiamo di giustificare la presenza di adattamenti nostri dicendo che sono degli adattamenti evolutivi. Ma questo è un punto di vista sbagliato, perché in realtà gli adattamenti sono sempre presenti. Dopo alcune specie li sfruttano a seconda dell'ambiente in cui vivono, oppure possono essere vantaggiosi o svantaggiosi. Dicevamo prima del panda,
il suo adattamento ad essere carnivoro è svantaggioso in un ambiente in cui ci sono solo bambù. Quindi si sta estinguendo. E la stessa cosa è successa a noi. Il fatto di riuscire a camminare, il fatto di essere bipedi, di muoversi velocemente e di riuscire quindi con il nostro cervello ad organizzare la caccia o ad organizzare la cattura di prede e di nutrirci di proteine nobili che ci permettessero di avere una densità nutrizionale e di occupare molto meno tempo per la nutrizione e molto più tempo per altre cose, ci ha selezionato per essere degli esseri che possono adattarsi e possono sopravvivere. Molte specie di scimmie che sono nate con noi, australopitechi o altre cose, non ci sono più. Quindi non si sono evoluti da quel punto di vista. Dal punto di vista nutrizionale, in realtà, è stato questo il vantaggio. Il vantaggio di avere comunque una masticazione, uno stomaco con produzione acida che permette di scomporre le proteine e un intestino di lunghezza intermedia che permette di assorbire tutte le proteine e di utilizzare i carboidrati anche più complessi come gli amidi. Quindi abbiamo questo vantaggio dal punto di vista nutrizionale, che possiamo alimentarci in modo molto diverso e trarre comunque, riuscire ad estrarre i nutrienti in modo comunque molto efficiente. Questo tante specie non lo possono fare. E Cioè, anche, se noi diamo della carne a degli erbivori, non estraggono niente, non riescono a utilizzarla come la utilizziamo noi. è anche questo che ci ha permesso diciamo, di avere un processo di evoluzione così forte e di adattamento, perché molti animali, lei faceva l'esempio del panda, però ne potremmo trovare tantissimi altri, mangiando un unico alimento, okay, alla fine sono condannati all'estinzione per forza, perché non riescono in qualche maniera ad adattarsi. Sì, Lei certo, faceva è prima l'esempio anche... degli australopitechi, okay? Si è dimostrato che loro avevano una mancanza di un osso particolare a livello scapolare, per cui non riuscivano a lanciare le pietre o le lance come facevano invece determinati ominidi. Sì, Per tuttora, cui, tuttora le scimmie che riescono a lanciare cose non ce ne sono pochissime. infatti, I gorilla, ad esempio, non riescono a lanciare. E, sì, difatti il discorso che poi diciamo, la stazione eretta ci ha permesso anche di coprire delle distanze, per cui in realtà diciamo, le scimmie o comunque la maggior parte degli animali vive in un ambiente ristretto, cioè vive in un certo tipo di ambiente. Difficilmente troviamo animali che vivono ovunque, cioè la stessa specie che vive ovunque. Simili a noi sono ad esempio i pipistrelli. I pipistrelli vivono in moltissimi ambienti. anche il Eh, lupo. sì, sì, alcune specie, ci sono alcune specie che si adattano abbastanza, però come noi no, cioè noi viviamo veramente ovunque, ma soprattutto non per il fatto fisico, perché in realtà, ripeto, dal punto di vista fisico, come ho detto prima, siamo una scimmia medio debole da questo punto di vista, sia dal punto di vista muscolare che di pelo, cioè, non sopravviveremo se non avessimo le case, avremo molte difficoltà, oppure dovremo sceglierci un ambiente più ristretto dove vivere. Quindi questa capacità intellettiva che si è selezionata, che si è cresciuta, ci permette enormi capacità di adattamento, soprattutto anche per procurarci il cibo, perché tante specie appunto sono costrette a lavorare molto per procurarsi il cibo, cioè non è così disponibile o non è così nutriente da poter... Certe scimmie, ad esempio, alcune specie di scimmie masticano foglie 23 ore su 24. Perché? Perché cioè, non riescono, per estrarre tutto quello che gli serve dal punto di vista energetico, hanno bisogno di mangiare chili e chili e chili di foglie, di tuberi e di altre cose, perché ovviamente non hanno la possibilità di procurarsi così tanta carne. Quando trovano qualche uccello, quando trovano qualche insetto, qualche roditore, lo mangiano ben volentieri, perché naturalmente questo permette di stare, dal punto di vista nutrizionale, di stare più tranquilli per più tempo, però ruminano in continuazione, mangiano in continuazione.
questo naturalmente non permette loro di fare altre cose, per cui dal punto di vista evoluzionistico sono più svantaggiati rispetto a chi invece riesce ad avere un introito energetico, un introito calorico molto maggiore, sia dal punto di vista dell'estrazione intestinale, sia dal punto di vista proprio della densità di quello che si mangia. Parlava prima anche della lunghezza dell'intestino, che è medio-lunga. Avevo letto tempo fa che noi siamo onnivori, ok? Però abbiamo una difficoltà nel digerire la carne rossa, perché è quella che come fibre assomiglia di più alla nostra. E studi che erano stati fatti, adesso non so se erano studi magari, diciamo, veicolati da vegani o da vegetariani o da fruttariani, dimostravano che addirittura 2 settimane dopo aver mangiato carne rossa erano ancora presenti dei sedimenti all'interno dell'organismo, e questo poteva dare a medio o a lungo termine far risorgere tumori. Allora, direi fondamentalmente il nostro stomaco, quando noi introduciamo cibo, inizia una secrezione acida, molto acida. E questo permette, soprattutto a livello di stomaco, l'idrolisi delle proteine. E non solo il fatto che ci sia acidità permette già una certa idrolisi proteica, ma poi siamo dotati di una serie di, si chiamano peptidasi, dal punto di vista peptidasi pancreatiche soprattutto, sono degli enzimi che vanno a rompere specifici legami tra aminoacidi. Questo perché? Perché naturalmente dopo lo stomaco, dopo il duodeno, c'è l'intestino deve arrivare, diciamo, un bolo alimentare molto semplice, perché comincia l'assorbimento. Lì non c'è più digestione, inizia il fatto che tu devi assorbire qualcosa. Allora, fondamentalmente si è visto che le componenti sono due. Primo, una buona funzionalità dello stomaco, perché se noi abbiamo una buona acidità dello stomaco, il nostro stomaco funziona bene, il pH è corretto e la digestione delle proteine comincia e finisce senza nessun tipo di problema. E quindi dobbiamo preoccuparci della funzionalità del nostro stomaco. Ad esempio, soprattutto nella nostra epoca, un farmaco molto usato e aggiungerei a volte abusato è il tamponatore dell'acidità dello stomaco. Perché? Perché abbiamo tutti gastrite, reflusso, eccetera, eccetera, e si tende a tamponare l'acidità dello stomaco. E questo purtroppo comporta il fatto che alzando il pH dello stomaco, queste proteine non vengono più digerite come dovrebbero essere digerite. E quindi questi peptidi arrivano nell'intestino non come forme assorbibili, ma come forme che restano poi all'interno dell'intestino. Questo alla lunga va a nutrire una certa flora batterica, che spesso è di tipo putrefattivo. Quindi questi peptidi indigeriti arrivano nel colon, vanno in fermentazione putrefattiva e effettivamente causano qualche problema. Il secondo problema è la quantità, perché se noi le proteine le mangiamo nella giusta quantità, cioè equilibriamo il nostro pasto con una parte proteica corretta e non eccessiva, queste proteine vengono tranquillamente digerite completamente perché sono nella quantità giusta. Se io invece eccedo nella parte proteica, esempio, mi faccio una grigliata di carne e mangio 1 chilo di carne, questo è un eccesso e non sempre può essere gestito. Cioè, creiamo delle difficoltà di gestione di questo eccesso proteico. E questo è il problema. Questo è il problema, oltre al fatto della cottura, naturalmente, vabbè, ma lì non ne parlo, nel senso che lì lo do per scontato che bruciare la carne o cuocerla a contatto di fumi, è chiaro che
ci sono poi delle sostanze cancerogene che si sciolgono poi nel grasso della carne e arrivano poi a livello intestinale, ma questi sono fattori cancerogenici indipendenti dalla carne. Potrei cuocere anche le verdure in questo modo e avere lo stesso problema, quindi non è dipendente dalla carne. Però se io ne mangio troppa e non riesco a digerirla tutta, che può essere anche un problema di stomaco, ma soprattutto anche un discorso di quantità, e posso avere questo tipo di problema di fermentazione. Ci aggiungo anche un'ultima cosa, che la carne è stata spesso demonizzata per il discorso del ferro. Il ferro Eme, che è quello contenuto nella carne, è un ferro ridotto, quindi è un ferro che tende a essere ossidante e all'interno soprattutto dell'intestino. Questo è vero, assolutamente, però ci sono anche tanti modi per risolvere questo tipo di problema. Primo, per esempio, usare delle sostanze antiossidanti, come per esempio la vitamina C, quindi spremere del limone nell'acqua quando mangiamo della carne già diminuisce molto questo tipo di problema. Oppure mangiare delle verdure semplicemente, perché comunque le verdure antiossidanti ne contengono, in genere, sono tantissime, però comunque ne contengono, ma soprattutto le fibre che proteggono la parete dello stomaco da questo diciamo, meccanismo ossidativo diretto che può avere il ferro. Quindi, cioè, dal punto di vista di queste problematiche, io tendo comunque sempre a rassicurare le persone sull'utilizzo della carne. Mangiatene poca in quantità, nel senso anche pasta per pasta, nella giusta quantità. Mangiateci delle verdure, se potete anche del limone assieme, e cercate di mantenere il vostro stomaco nella massima della funzionalità. Fatelo funzionare bene, cercate di non avere riflussi, gastriti o altre cose e basta. Quindi mangiate carne anche tutti i giorni, non vedo grossi problemi. Insomma, i problemi sono questi, naturalmente cucinata nel modo corretto o anche cruda, perché no? Una tartare va benissimo, insomma. Cioè, da quel punto di vista, studi che effettivamente siano così solidi da dire che la carne, attenzione, carne non trasformata, perché se parliamo di salumi, se parliamo di carne conservata, è tutto un altro discorso, eh? Cioè, capiamoci sulla differenza sostanziale. Parliamo di carne bistecca, parliamo di carne mh, macinato, ecco, nel senso per dire, ma non di bresaola o pancetta o altre cose, perché naturalmente sono carni conservate che poi naturalmente devono essere conservate in qualche modo, quindi che contengono nitriti, nitrati, conservanti, coloranti, antiossidanti per non farla imbrunire, eccetera, eccetera. Lì entriamo in un altro modo. Tutte queste sostanze non concorrono certo al benessere intestinale. Però carne nativa, carne, sinceramente se qualcuno mi porta 10 studi che smentiscono questa cosa, solidi naturalmente, perché dobbiamo parlare di studi che dimostrino, cioè che abbiano una certa numerosità, che dimostrino inconfutabilmente che c'è un'associazione chiara e diretta con questa cosa. La stessa OMS ha fatto un passo indietro, cioè ha specificato, quando ha fatto uscire poi la notizia che la carne era stata inserita tra i cancerogeni di classe A, poi ha dovuto precisare quale tipo di carne e quale tipo di cottura, perché in realtà gli studi non andavano in quella direzione. Cioè, gli studi sulla carne conservata e cotta in un certo modo, sì, andavano in quella direzione, ma gli studi sulla carne pura e semplice, assolutamente non ce n'è, cioè, nel senso non sono così solidi. Quindi con buona pace dei vegetariani e dei vegani, questi grossi problemi non li vedo. Ah, attenzione, recentemente da un cliente mi è stato fatto notare che non può mangiare così tanta carne per la gotta, ok? Faccio notare che iperuricemia esiste anche in soggetti vegetariani e vegani, ok? Quindi l'acido urico non è solo nelle proteine animali.
faccio notare, e soprattutto l'iperglicemia, attenzione, è sicuramente aggravata dall'alimentazione, però la fonte principale è la produzione endogena. Quindi cosa stimola a produrre l'acido urico all'organismo? Un eccesso di acido urico? Ragioniamo anche su questo. Anche se sarebbe argomento di un'intera Sì, relazione. Lei esatto. prima parlava di forme di digiuno, ok? Che Sì, favoriscono l'autofagia. sì. In breve, può dirmi o dirci, secondo lei, qual è il digiuno, diciamo, terapeutico, quello che ci fa bene? Perché io sentendo vari relatori, si passa da 12 ore, 16 ore, 18 ore, un giorno a settimana, 2 giorni a settimana, poi lo stesso relatore ti dice digiuno completo, no, puoi bere, no, devi prendere determinate sostanze, devi prendere determinati beveroni, bla bla bla, eccetera. Una sua tecnica per un digiuno, sia come lasso di tempo, che sia cosa posso prendere io durante, diciamo, queste ore in cui non mangio. Allora, facciamo una premessa. Studi sul digiuno ce ne sono molti, però a volte non tutti sono concordanti. Cioè, alcuni dimostrano un'utilità, altri un po' meno. È effettivamente stato provato che alcuni meccanismi effettivamente succedono. Cioè, l'aumento dell'autofagia, ad esempio, c'è, questo è abbastanza dimostrato. Una certa rigenerazione mitocondriale c'è, anche questa è stata dimostrata. Cioè, i mitocondri effettivamente sfruttano poi questo momento in cui c'è un abbassamento dell'introito energetico per duplicarsi. Cioè, evidentemente percepiscono che c'è bisogno di energia e aumentano di numero. Diciamo, adesso ho detto molto in termini molto in soldoni, ecco. Effettivamente anche le telomerasi diminuiscono la loro attività, quindi anche a livello di telomeri effettivamente è stato dimostrato il fatto che il digiuno abbia un effetto positivo. Poi da qui ad aprire un mondo, ovviamente tante cose possono succedere, tante cose non succedono. Sicuramente, dal mio punto di vista, in termini poco scientifici, una pausa dal punto di vista intestinale, una pausa dal punto di vista degli organi, non fare, cioè dare una pausa nutrizionale alimentare, secondo me permette all'organismo, dato il fatto che comunque mangiamo sempre tanto, mangiamo in continuazione, mangiamo sempre troppo, permette all'organismo finalmente di occuparsi di altre cose. Cioè, ci permette di quello che dovremmo fare praticamente durante la notte. Se noi facessimo il pasto come dovrebbe essere, l'ultimo pasto alle 7, 7 e mezza, che dovrebbe essere l'orario ideale, però ovviamente dopo non lo fa nessuno, però diciamo, se riuscissimo a dare veramente 12 ore di pausa tra l'ultimo pasto della sera e il primo pasto della mattina, questo sarebbe già una forma di digiuno, ok? Cioè daremo proprio la possibilità al nostro corpo di fare tutto quello che non riesce a fare mentre deve assimilare, mentre deve digerire. E, basterebbe, secondo me, anche solo questo, cioè anche riuscire veramente a staccare dall'ultimo pasto della sera al primo pasto della mattina 12 ore, almeno 10, ma sarebbe meglio anche 12. Se poi vogliamo prolungare, effettivamente anche io stesso provo, ogni tanto lo faccio, diciamo una volta alla settimana più o meno, le sensazioni sono effettivamente positive. Chi lo fa ha la sensazione di intanto di avere meno fame, cioè di non essere proprio così affamato. Paradossalmente l'effetto del digiuno dovrebbe essere che invece hai più fame, invece no, non è così, anzi quando interrompi il digiuno lo interrompi tranquillamente, senza essere particolarmente famelico, e una sensazione di benessere, di depurazione, di lucidità generalmente. Teniamo conto però, attenzione, puntualizziamo sempre, digiuno non è per tutti, diabetici, attenzione, c'è chi ha patologie di un certo tipo, cioè fatevi consigliare da un professionista
che sappia quello che fa, ecco, non il fai da te, soprattutto su queste pratiche che vanno un po' oltre la normalità, diciamo, cominciano a essere un po' delle pratiche che vanno un po' personalizzate. Non seguite le riviste, seguite un professionista che sappia consigliarvi e sappia dirvi cosa fare, anche perché poi le sensazioni sono positive, ma possono essere anche negative. Cioè, se uno non sta bene durante il digiuno, aumenta il grado di stress, quindi aumenta la produzione di cortisolo, quindi c'è più zucchero in circolo, quindi si innesca anche il meccanismo dell'insulina che disturba il sonno. Quindi attenzione che poi si va a peggiorare la situazione, quindi non è consigliabile a tutti, è consigliabile essere seguiti e cercare di ascoltarsi, soprattutto di vedere se effettivamente c'è questo bisogno. Un'altra puntualizzazione importante sul digiuno, attenzione che primo come si interrompe il digiuno, cioè non con una buffata, cioè, bisogna fare un pasto equilibrato in tutte le sue componenti, quindi attenzione a come lo interrompete. Secondo, una cosa che spesso non si dice, se fate ad esempio un digiuno 18-6, cioè 18 ore di digiuno e 6 di alimentazione, nelle 6 ore in cui vi alimentate dovete cercare di mantenere un introito calorico più o meno uguale ad un'alimentazione normale, perché il senso del digiuno non è quello di introitare di meno, cioè si rischia di... allora è lo stesso concetto di saltare un pasto, ecco. Non so se mi sto spiegando. Cioè io salto un pasto, quindi mangio meno. In realtà spesso viene percepito dal nostro organismo come un fattore di stress, cioè non ho mangiato e quindi mi mancano delle calorie, quindi abbasso un po' il mio metabolismo basale, cioè innesco dei meccanismi che in realtà sono più conservativi che positivi. Quindi attenzione che se io faccio 18 ore di digiuno, poi nelle 6 ore in cui mi alimento, cerco di distribuire quello che avrei mangiato durante la giornata in più pasti, in più spuntini, cercando più o meno di raggiungere l'introito calorico normale. Questo spesso non si dice, però sarebbe importante. Cioè, mantenere comunque l'equilibrio calorico, soprattutto se si segue un regime nutrizionale tipo bilanciato, ecco. Qualche domanda? Il silenzio. Sono tutti in meditazione profonda. Tutto sto parlare, sta ossessione per il digiuno, io ti vedo sempre mangiare, Giuseppe, non so, e io non ci penso proprio a far digiuno. Certo che se faccio una buffata è logico che alla sera mi faccio la minestrina o vado a insalata, ok, ma il giorno dopo riprendo, per carità. Non so chi è che fa il digiuno, comunque... Il digiuno è una pratica che, a parte che non l'abbiamo inventata noi, nel senso è presente da millenni, da sempre, cioè, vediamo tipo il Ramadan, però effettivamente ha dei risvolti positivi. Sì, va controllata, il soggetto va indirizzato, vanno fatte capire determinate cose, quindi ecco, sicuramente io stesso la faccio, quindi per dire non è una pratica che mi è estranea, ecco. Però ecco, con delle piccole attenzioni sicuramente si ottiene il miglior risultato. Poi c'è chi prolunga, c'è chi fa un giorno, c'è chi fa 2 giorni, c'è chi fa una settimana, e lì poi, sai, sono pratiche che io considero un po' più estreme, nel senso lì bisogna conoscersi molto bene, sapere quali sono i limiti del proprio corpo, le proprie esigenze, anche perché poi prolungare il digiuno significa che non stai sopravvivendo con le tue fonti energetiche, quindi le stai mangiando, le tue fonti energetiche, quindi attenzione, per esempio il consiglio è se prolunghi un digiuno, non fare attività fisica eccessiva, cioè limita e diminuisci la tua attività fisica, perché
se ci metti un digiuno e ci metti anche un'attività fisica, cioè rischi veramente di eccedere, insomma, nella richiesta energetica del tuo organismo, quindi cioè, lì stare un po' attento. Ripeto, poi sei un atleta, sei una persona che l'ha sempre fatto, sei uno che vive sempre in ambienti estremi e si conosce perfettamente, ok, lì persone che sanno gestirsi perfettamente, ecco, però la persona normale va seguita, va indirizzata. Io sarei più interessata al discorso della prevenzione del diabete, che secondo me è una malattia poco conosciuta, poco diffusa, sottovalutata. Anche chi ce l'ha dice, beh, ma prendo una pastiglia in più, mangio la fetta di torta lo stesso. Ecco. E quindi anche in relazione all'attività fisica, come evitare di costruirsi, cioè di mangiare in modo corretto per non costruirsi una situazione di alterazione, insomma, ecco, di diabete. Ma guardi, allora, non vorrei sembrare un po' semplificare un po' troppo, però cioè, la causa del diabete, a parte, se parliamo di diabete di tipo 2, non di tipo 1, perché il diabete tipo 1 è autoimmune, quindi lì le cause sono altre, non c'entra niente, la glicemia va tenuta sotto controllo, però lì è necessaria l'insulina perché il pancreas non ne produce più. Però dal punto di vista del diabete di tipo 2, l'insorgenza di questa patologia, in modo, cioè, stringendo proprio, è cioè, l'eccesso di glucosio, non c'è molto altro. Quindi, diciamo, già il fatto di tenere sotto controllo la glicemia, cioè di limitare molto gli zuccheri semplici, di assumere sempre un equilibrio nei pasti, quindi anche assumendo delle sostanze che possono essere amidacee, come il riso, come le patate, come i legumi, però in un ambito di un pasto equilibrato, quindi nelle quantità corrette, permette di controllare la glicemia. Cioè, io so di persone, anche seguite da medici, che controllano la glicemia, cioè mangiano pochi zuccheri o li tengono completamente sotto controllo in modo da non avere picchi glicemici e non prendono farmaci per il diabete o smettono di prenderli. Questo naturalmente io mi sento un po' di incoraggiare le persone che magari hanno una diagnosi precoce di diabete o hanno delle iperglicemie o stanno comunque iniziando ad avere dei problemi con la gestione della glicemia, di provare magari una via alternativa, naturalmente concordemente con il medico, è chiaro, non di propria iniziativa, però c'è una via d'uscita al diabete, non è così, non so, rassegnarsi al diabete, secondo me è un po'. Dopo, purtroppo, il rovescio della medaglia del diabete è il fatto che, essendo causato dagli zuccheri, che sono una tra le cose più difficili da controllare, è chiaro che tante persone si rassegnano perché dicono, beh, piuttosto di cambiare completamente la mia alimentazione, eliminare determinate cose, preferisco prendermi la metformina, preferisco prendermi la pastiglietta, tenere la glicemia sotto controllo, però mangiare quel che voglio. E vabbè, lì è una scelta. Io dico sempre che comunque i danni dello zucchero non sono solo il diabete, i danni dello zucchero sono molti. In primis la glicazione delle proteine. La glicazione delle proteine è una delle principali cause di invecchiamento. Quindi se io continuo a mangiare zuccheri, li tengo sotto controllo con la metformina, la mia glicemia sarà a posto, ma la mia glicazione sta galoppando. Per cui tutti questi prodotti avanzati di glicazione si chiamano AGES, non so se qualcuno magari ne ha già sentito parlare, i famosi AGES, sono bestiali, si sta aprendo un mondo anche su questo, cioè sembra che addirittura siano tra le principali cause di Alzheimer, tra le principali cause di malattie degenerative, cronico-degenerative. Quindi io personalmente il consiglio di limitare gli zuccheri semplici e di tenere sotto controllo comunque
di avere un notevole equilibrio nei carboidrati della dieta, mi sento veramente di darlo. Cioè, non cediamo agli eccessi, non cediamo sempre comunque alle cose dolci. Cioè, assumiamo un controllo anche dei dolci che assumiamo durante la giornata. Tenete conto che la dipendenza da zuccheri è una vera e propria dipendenza, è come smettere di fumare, è come smettere di drogarsi, come smettere di mangiare formaggi, perché anche i formaggi danno la dipendenza, simile, quella dello zucchero, e si può smettere, bisogna naturalmente assumere il controllo della situazione. La dipendenza ovviamente non è come da droghe pesanti, però comunque implica un certo impegno. Però ho visto che ci sono delle persone che ce l'hanno fatta. Io stesso, per dire, non ero, cioè, ero un amante dei dolci molti anni fa, e dopo, quando ho capito che era meglio darsi una regolata, adesso se voglio mangiarmi un gelato la domenica pomeriggio, scelgo io. Io sono nella condizione di dire scelgo. Voglio mangiarlo? Sì. Posso anche non mangiarlo? Sì. Ok. Ecco che la mia scelta è questa. E quando scelgo di non mangiarlo sono a posto. Non ho nessun tipo di dipendenza, nessun tipo di problematica da questo punto di vista. Quindi, tornando al discorso diabete, ci sarebbe molto, molto da discutere su questa cosa. Sicuramente insomma una rassegnazione, anche perché poi, tra l'altro, è una malattia che poi progredisce. Sì, la metformina tiene sotto controllo, però per qualche anno, non per sempre. Cioè, si è visto che dopo un po', anche aumentando i dosaggi, non si riesce più a tenere sotto controllo, quindi si passa all'insulina. Ecco, tenete conto che insomma, l'anticamera di questa cosa qui è una vita dipendente da iniezioni, da insulina, un'invalidità dal punto di vista anche di stile di vita. Personalmente, non so, cioè il farmaco io lo vedo proprio come ultima spiaggia, quando c'è un danno d'organo, ecco, nel senso, cioè, ecco, ho diabete di tipo 1, non ho le cellule del pancreas che funzionano, non produco insulina, devo farmi l'insulina, vabbè, questo è un danno d'organo, cioè, cosa vuoi fare? Lì non c'è molto da fare, di farti l'insulina e basta, insomma, non c'è alternativa. Però invece in alcune patologie l'alternativa c'è, soprattutto cercando di prenderla sempre prima. Qualche altra domanda? Prego. Nessuna domanda? Ok, dai, chiudiamo qua allora. Giuseppe, siamo riusciti a fare le 8:10 anche questa sera. Scusi, il suo orologio è avanti, faccio le 8:06. 8:06, sì, dai, è vero. Dai, scherzavo. Però c'è un vantaggio che abbiamo iniziato prima, perché in 4 o 5 abbiamo iniziato una decina di minuti prima che si collegassero gli altri con domande. Sì, è vero, è vero. Per cui abbiamo sforato ampiamente questa sera. Però questo dimostra la qualità della sua professione, dottore. La ringrazio e alla prossima. Grazie a voi. Grazie, buona serata a tutti, arrivederci. Buona serata. Ciao a tutti, grazie. Buona serata. Sì.